Max, ecco. Oh, Allora, fammi sapere se riusciamo a entrare come Bar Romandia nella famosa lista di Losanna. Ah, ma se mi fai il caffè così, no, di sicuro. Di sicuro no. Aspetta che lo rifaccio, aspetta. Mais pourquoi ça dérange? Massimo Isotta, Riccardo Magnato. 44 gatti in ristoranti, fila per 3 col resto di 2. 44 bistrò, Gatti in fila per 3. 44 bistrò, brasserie, ristoranti, caffè sono stati recensiti dalla città di Losanna nella capitale vodese perché sono storici. Sì, è una lista che è stata scelta da 120 diversi negozi, ristoranti, eccetera, che riceveranno una placca, caffè storico di Losanna, un libro uscirà all'inizio del 2022, ci sarà tutta una sorta di battage pubblicitario per risollevare e lanciare questi caffè storici losannesi. Se la tirano un po' a Losanna perché sembrava quasi Ginevra, vogliono fare le cose un po' alla parigina, no? Sì, il caffè della o alla viennese, il Sacher di Vienna, e loro vogliono fare tipo il caffè Romand di Losanna. Però è vero che queste insegne, questi locali, questi bar sono straordinariamente mitici a Losanna, nel Canton in generale. Criteri della scelta di questi 44 sono stati: 1. Quanto sono vecchi in sostanza, quanto sono antichi, e 2. Che cosa c'è dentro, se c'è un mobilio particolarmente raffinato, storico, antico, se ci sono degli affreschi, dei dipinti, una storia. Devi avere immobili che risalgono a prima del 1970, no? Devi avere certi, non so, gli appendiabiti devono essere d'epoca, i muri devono essere fatti in un certo modo, ci vogliono i muri di legno che devono avere un'età, no? Insomma, a noi a Ginevra, insomma, basta il caffè Remord. Caffè Remord. È buonissimo, è bellissimo, è storico, è dentro anche l'ultimo libro di Joël Dicker. Sì, ma noi stiamo parlando dei caffè di Losanna, e allora mi verrà in mente naturalmente il caffè Romand, dove si mangia quelle fondue meravigliose, quei piatti al formaggio, i rösti, il papé vaudois col saucisson vaudois, oppure ai tempi c'era il caffè de l'Avenir, sotto la stazione si mangiava la pasta fresca perché il proprietario era un italiano, adesso è diventato un posto dove si mangia gli hamburger. C'est vraiment un lieu extraordinaire en termes d'histoire. C'est vrai qu'à l'époque on faisait des pâtes maison ici. C'était un Italien qui avait un très très grand succès, on m'en parle encore tous les jours quand les clients viennent. Però è rimasto come era un tempo e quindi è entrato in quella lista famosa. Notizia Baluga. Voilà. Siamo a Ginevra e siamo a Ginevra anche in un posto un po' particolare perché un club erotico della città di Calvino ha deciso di proporre una esperienza un po' stravagante, ma in questi imbarazzante. mica tanto. Beh, insomma. Vabbè, in questi tempi di vaccini, dove tutti noi avremmo bisogno di avere i più vaccinati possibile, ha proposto di offrire a una persona o alla persona che vuole farsi vaccinare del sesso orale. Beh, pensate un po', insomma, dopo i 50 franchi che prometteva il Consiglio federale, dopo tutte le sollecitazioni, adesso è arrivato addirittura un club erotico che prevede una fellatio tecnicamente in cambio della vaccinazione. Cioè, insomma, tu devi andare, ti spiego come funziona. Tu vai lì, no? Sì, vabbè. Ma non è mica complicato. No, lo immagino. Puoi farlo anche tu, volendo. Vabbè, tu arrivi col tuo vaccino che hai fatto da non più di 3 giorni, presenti il certificato e immagino una delle professioniste del luogo fa questo mestiere. Insomma, va detto, allora, innanzitutto è discriminatorio perché le donne e quelle che sono vaccinate è vero. solo per gli uomini, ancora una volta. E poi è l'ennesima, in realtà, buttata marketing di alcuni club erotici che provano a far parlare di sé e effettivamente. Chissà se l'Ufficio Federale della Sanità è corrente, si saranno messi d'accordo per fare... Non lo so, però ne hanno parlato in Francia, in Italia, in Germania, in tutta Europa, tranne in Svizzera. Allora, per cercare di entrare un po' in merito a questa iniziativa di questo club, abbiamo trovato un testimone che fino a ieri era Novax e stranamente ha cambiato idea. È stata un'esperienza travolgente. Io ero seduto sul divano travolto dall'inedia, no? Sapete, il lockdown 1, 2, 3, eccetera. A un certo punto, bim bim, suona un WhatsApp, mio amico soci, no?
e dice guarda te a Ginevra c'è un'esperienza travolgente. E ho detto perché non provare? Ma cosa bisogna fare? Bisogna fare anche il vaccino però. Tacchi, allora il fu. Lei a questo punto è convinto dell'importanza di farsi vaccinare? Beh, assolutamente, lo consiglio a tutti. Io non ho sentito niente. E poi ho già fatto l'abbonamento del treno metà prezzo e quindi Ginevra è veramente una città bellissima e vaccinatevi. Assolutamente, lo consiglio a tutti. Io per esempio adesso ho già preso... Avevo mangiato uccelli scappati e io per non mentire, invece di dire... Très bien.